Buongiorno ai titoli. Voti in cambio di lavori pubblici. Il blitz Mercurio contro la famiglia Santa Paola Ercolano di Catania ha messo a nudo i rapporti tra mafia e politica. Anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione fra i 19 arrestati. A Palermo, giovane ucciso durante una rissa in discoteca a Balestrate, condannato un coetaneo a 14 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, fatale un violento calcio al collo. A Scicli, violenza familiare, un uomo è stato arrestato per le gravi lesioni sul figlio di 5 anni, fratture multiple alle braccia e alle gambe. A Palermo, centro storico nelle mani delle baby gang, a Sicilia 24 la testimonianza di una vittima di una banda di bulli. Siamo stati picchiati ma nessuno è intervenuto per aiutarci. A Messina l'iter per il ponte sullo Stretto è tracciato, i primi cantieri potrebbero aprire la prossima primavera. Il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, avviare i lavori prima possibili. Catania, la nuova vita di una bimba di 20 mesi con una rara malattia guarita con una terapia genica effettuata per la prima volta al mondo nell'ospedale San Marco. Calcio, successo del Trapani per 1-0 nel derby del Franco Scoglio contro il Messina. In Serie B punti preziosi per il Palermo che a Cosenza torna alla vittoria in trasferta. In Serie C il Catania pareggia 1-1 ad Altamura e scatena la rabbia della dirigenza contro le ingiustizie arbitrali. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque in primo piano la cronaca, voti in cambio di lavori pubblici. Il blitz Mercurio contro la famiglia Santa Paola Ercolano di Catania ha messo a nudo i rapporti tra mafia e politica. Anche il deputato regionale Giuseppe Castiglione fra i 19 arrestati. Lorena Dolci. Voti in cambio di appalti. Il patto tra mafia e politica si rinnova. Da Catania a Mister Bianco a Ramacca. Al centro, sempre Santa Paola Ercolano, il clan che mantiene, scrive la Procura di Catania, rapporti privilegiati con la politica locale e regionale. Il blitz Mercurio, coordinato dalla DDA di Catania, ha fatto luce sulla capacità della mafia catanese di condizionare il settore degli appalti pubblici. 19 gli arrestati tra boss, intermediari e politici, su cui pendono 15 capi di imputazione, associazione mafiosa, voto di scambio, estorsione, droga, per citarne alcuni. In manette anche Giuseppe Castiglione. Nel 2022, in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Catania, ricostruiscono i magistrati, avrebbe cercato l'appoggio dei santapaoliani per la sua candidatura all'Ars. Ernesto Marletta, Rosario Bucolo e Domenico Colombo, vertice della famiglia catanese, gli avrebbero procurato i voti. A fare da intermediario Giuseppe Coco. Castiglione viene eletto nella lista autonomisti per l'Ars, in cambio di appalti per la gestione del cimitero di Catania. Lo scambio voti-interessi si replica anche a Mister Bianco. In manette è finito un consigliere comunale, Matteo Marchese, eletto nel 2021 con Italia Futura e poi passato all'MPA, sempre grazie ai voti della mafia. La famiglia mafiosa di Ramacca invece si sarebbe adoperata a sostenere l'elezione poi avvenuta del sindaco Nunzio Vitale e del consigliere comunale Salvatore Fornaro, poi eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. Anche loro sono stati arrestati dai ROS. Oltre che di politica, la mafia poi continua ad occuparsi di estorsioni, organizzando con il gruppo del Castello Ursino le richieste di pizzo ai commercianti del centro e di onoranze funebri. Sequestrate 2 società, la Nicotra Biagio Alessi e la Onoranze Funebri San Marco, per un valore di 300.000 euro. L'operazione rappresenta la prosecuzione dell'inchiesta Agorà, che mise in ginocchio i vertici di Cosa Nostra catanese, ma i sopravvissuti, dimostra l'operazione di oggi, si riorganizzano velocemente. Si dimette da capogruppo e dagli incarichi in commissione antimafia il deputato regionale Giuseppe Castiglione, coinvolto, l'avete sentito nel servizio, nell'operazione Mercurio. Sentiamo Maglio Viola. Giuseppe Castiglione lascia. Annuncia l'intenzione di dimettersi dalla Commissione regionale antimafia e dal gruppo Autonomisti e Popolari di cui è presidente, anche se non molla il seggio all'Ars. Le intenzioni dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Catania sono state rese note dal suo legale, l'avvocato Salvo Pace. Il deputato autonomista, 46 anni, è il figlio di Santo Castiglione, storico esponente del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale poi, recentemente scomparso. In passato anche presidente dell'Autorità Portuale di Catania.
Castiglione, dipendente della SAC in aspettativa per incarico politico, dopo essere stato consigliere provinciale per Alleanza Nazionale, era approdato al Consiglio Comunale di Catania nel 2013. Nel 2022 è stato eletto deputato all'Ars con un bottino di oltre 5.300 voti, grazie a un accordo fra MPA e Popolari che aveva dato vita alle liste autonomiste e popolari. Le sue dimissioni, anche da deputato, vengono chieste a gran voce dai 5 Stelle e da Ismaele Lavardera, che annuncia anche un sit-in domani. Un arresto che disorienta e preoccupa, secondo il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro. Rilevante anche un'altra figura, quella del consigliere comunale di Misterbianco, Matteo Marchese, ex vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e vicepresidente del Consiglio Comunale di Misterbianco, anche lui arrestato oggi insieme ad altre 2 persone. Gli altri coinvolti nell'operazione sono il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Salvatore Fornaro. Quest'ultimo sarebbe stato un personaggio politico in ascesa, strettamente legato ad Antonino Di Benedetto, considerato affiliato alla famiglia locale, legato a sua volta al gruppo Santa Paolo Ercolano, al quale doveva essere garantita la sponda politica e un ruolo strategico all'interno dell'amministrazione comunale. Giovane ucciso durante una lite in discoteca Balestrate nel Palermitano, coetaneo condannato a 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Fatale un violento calcio sferrato al collo. Tonino De Mana. 14 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Il GUP di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato Andrea Gangemi, 21 anni, per la morte di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni ucciso il 14 gennaio 2024 al culmine di una rissa scoppiata davanti ad una discoteca di Balestrate. Secondo la ricostruzione dell'accusa, fu Gangemi a sferrare violentissimi calci che tramortirono Bacchi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico, il ragazzo morì all'alba. Fatale la rottura dell'osso del collo. I familiari della vittima, parte civile al processo, hanno sempre contestato la ricostruzione della procura e della difesa degli imputati. Per loro si sarebbe trattato di omicidio volontario. In tutto furono 10 le persone coinvolte ed indagate per quella rissa rivelatasi mortale. Alcuni hanno patteggiato, altri hanno scelto il rito ordinario. Accusati di rissa aggravata sono stati condannati ad 1 anno e 8 mesi Gaetano Lo Giudice e ad 1 anno Alessio Greco. Decisive, ai fini dell'indagine, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, sono state le immagini delle videocamere piazzate all'esterno del locale. A Scicli, nel Ragusano, un grave episodio di violenza familiare. Un uomo è stato arrestato per gravi lesioni sul figlio di 5 anni, fratture multiple alle braccia e alle gambe. Il bambino è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici. Veronica Barbarino. È caduto dal letto, dice la madre durante la chiamata da Scicli al 118 e lo dichiara anche di fronte ai soccorritori in casa, riferendosi al figlio di 5 anni, ma la situazione appariva diversa. C'era il bambino seduto sul divano con gli occhi tristi, spaurito, impaurito, e la mamma che ci raccontava che il bambino era caduto dal letto e gli faceva male la gambetta e per questo dovevamo portarlo in ospedale. Lei asseriva che questo bambino aveva avuto anche la 5ª malattia e molto probabilmente i dolori che aveva addosso erano da ricondurre a questa malattia. I sanitari, insospettiti da lividi e dalle fratture sul corpicino del bambino, fingendo di credere alla versione della madre, lo hanno portato in autoambulanza verso il pronto soccorso di Modica. Ho chiuso il finestrino dicendo che stavo chiamando pediatria per vedere se c'era a posto, una scusa banale in realtà invece stavo attivando il codice rosa con la centrale operativa di Catania, che da lì a poco avrebbero attivato sia il pronto soccorso di Modica che le forze dell'ordine. In ospedale i medici hanno constatato fratture e lesioni varie, non compatibili con una semplice caduta, come dichiarato dalla madre. Dopo giorni di indagini si è arrivati all'arresto del compagno della donna, padre biologico del bambino, un padre che non ha mai riconosciuto il figlio pur vivendo insieme al piccolo e alla madre. Si tratta di un 39enne che dovrà adesso rispondere di lesioni gravi e maltrattamenti. Intanto il piccolo, dopo essere stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, è ora stato dimesso e riaffidato alla madre. È stato un grande intervento quello compiuto dai miei ragazzi che confermano l'eccellenza della SEUS 118 Regione Siciliana. Un affettuosissimo abbraccio al bimbo a cui davvero tutti vogliamo bene. Dopo l'omicidio di Anna Peralta, l'84enne deceduta a causa delle percosse del figlio, ora in carcere, la procura di Marsala ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l'autopsia per cercare di chiarire la morte di un 59enne trovato nel suo appartamento e che presentava ematomi alle gambe. Laura Spanò.
Si attende l'esito dell'autopsia disposta dalla Procura di Marsala per chiarire il giallo che si cela dietro la morte di un uomo di 59 anni ritrovato giovedì scorso nella sua casa alla periferia della città. La Procura lilibetana ha aperto un fascicolo e disposto approfonditi accertamenti per fare luce sulle cause che hanno determinato il decesso dell'uomo trovato sul pavimento del suo appartamento. L'allarme era scattato giovedì pomeriggio. Una zia dell'uomo, che viveva nello stesso stabile, non avendo più notizie del nipote, aveva deciso di forzare la porta dell'appartamento insieme ad alcuni parenti. Una volta entrati, l'ha scoperta. L'uomo era riverso a terra, indossava una felpa ma era senza pantaloni. Sulle gambe erano presenti diversi ematomi, elemento che ha spinto gli inquirenti a disporre l'autopsia per fare piena luce. Tutte le ipotesi sembrano aperte, anche quella di una probabile morte naturale, forse al momento la più accreditata. L'uomo viveva in un appartamento alla periferia di Marsala, in via Aurelio Saffi, una parallela della via Guglielmo Oberdan, strada questa in cui abitava Anna Peralta, l'anziana di 84 anni, morta in ospedale nei giorni scorsi per le percorse del figlio, ora rinchiuso in carcere, ma al momento però è solo una coincidenza. Rapinatori a Palermo, raffica di raid in pieno centro, la testimonianza di un ragazzo malmenato da una baby gang che dice: siamo stati picchiati ma nessuno interveniva in nostro soccorso. Marco Gullà. Ancora episodi, ancora violenza nel centro storico di Palermo. Rapinatori e bulli seminano paura per ragazzi in cerca di svago e turisti alla scoperta della città. Non c'è pace. Nelle ultime ore altri assalti hanno allungato la lista dei reati. La scorsa notte è tornata a colpire la banda di extracomunitari che ha messo a segno un altro colpo. Nel mirino sono finiti 3 turisti tedeschi accerchiati, aggrediti e ripuliti mentre si trovavano ai 4 canti. E poi aggressioni ai danni di adolescenti. Questa è la testimonianza di un ragazzo minorenne che assieme ad altri 3 amici è stato aggredito da una banda di 10 coetanei all'interno di un fast food a Piazza San Domenico. Dandoci scappellotti sul collo, sulla testa, sul ventre, tirandoci la sedia indietro nell'intento di farci cadere, dando calci sulla spalliera della sedia, tirandoci gomme da masticare, già masticate, quindi pensi lei, e delle monete. Poi l'aggressione fuori dal locale. Una parte di questi ragazzi che ci rincorre e 2 motorini con tanti altri ragazzini di sopra che ci hanno accerchiati di davanti. Quindi ci hanno chiuso sia da davanti che da dietro. L'unica soluzione restava la strada. Io non riuscivo a urlare aiuto dalla paura, non ero in preda al panico, quindi facevo il segnale di aiuto con il pugno. Tutti guardavano ma nessuno capiva, e nonostante io stessi indicando pure la scena, perché dei miei amici stavano venendo malmenati. E poi rapine, furti, assalti, il centro storico in una determinata fascia oraria continua ad essere terra di nessuno. I carabinieri di Milazzo nel Messinese hanno sequestrato una discarica non autorizzata di 15.000 metri quadri. Secondo gli inquirenti, un 72enne avrebbe estratto abusivamente e senza alcuna autorizzazione all'Ipari pietra pomice, creando un'irreversibile alterazione dell'area interessata con deturpamento del paesaggio sottoposto a vincolo essendo patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Adesso a Messina l'iter per il ponte sullo Stretto è tracciato, i primi cantieri potrebbero aprire la prossima primavera. Questo quanto emerso nell'incontro Reti, UE e Ponte sullo Stretto alla Camera di Commercio con il viceministro Edoardo Rixi. Sentiamo Francesco Triolo. Un impatto economico da 23 miliardi di euro per un'opera destinata a cambiare il flusso dei traffici tra l'Africa, il Mediterraneo e l'Europa. Sono i dati che Union Camera e Union Trasport hanno illustrato a Messina alla presenza del vice ministro per le infrastrutture Edoardo Rixi durante il convegno sul ponte sullo Stretto e sui corridoi dell'Unione Europea, in particolare quello scandinavo che prevede proprio il collegamento stabile sullo Stretto. Un incontro che è servito anche a fare il punto sulla tempistica per l'approvazione del progetto definitivo del ponte al vaglio del CIPES e sull'avvio dei primi cantieri che il ministro Salvini ha annunciato partiranno entro la primavera del 2025. Diciamo che la primavera inizia il 21 di marzo e finisce a giugno, quindi a metà giugno. Noi nelle prossime settimane andremo al CIPES e ci sarà l'autorizzazione finale, quindi poi si potrà iniziare a fare le varie procedure con la cantierizzazione. Per noi è fondamentale iniziare quest'opera il prima possibile
perché è un grande segnale per il Paese, ma direi che è un grande segnale di attenzione per tutto il bacino del Mediterraneo. Non solo l'Italia guarda quest'opera, ma tutta una parte dell'Europa e tutta una parte anche, devo dire, dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Presente anche l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che ha sottolineato alcuni passaggi a cui si dovrà andare incontro nei prossimi mesi e soprattutto che dopo l'approvazione del CIPES non ci sarà un impatto immediato. Insieme a questo verrà dichiarata la pubblica utilità del progetto e quindi la possibilità di iniziare con gradualità gli espropri. Non è che il giorno dopo del CIPES partiremo con tutti gli espropri previsti, tutto avverrà con gradualità, così come gradualmente si avvieranno i lavori. Al convegno anche il presidente di RFI, Dario Lobosco. La società del gruppo Ferrovie dello Stato crede fortemente nella valorizzazione dell'area strategica del Sud Europa, ha detto. Per questo ha investito quasi 18 miliardi di euro per le infrastrutture nell'isola. Adesso a Catania ripristino del gas nella zona di Trappeto Nord. Il sindaco trentino illustra il programma dei lavori tappa per tappa fino a marzo. Eva Spampinato. A 1 mese e 3 giorni dalla fuga di gas che provocò l'enorme esplosione di via Gualandi a Catania, c'è una data per il ritorno alla normalità nella zona di Trappeto Nord. A comunicarla è il sindaco di Catania, Enrico Trentino, con un post sui social, ed è quella del 15 marzo. Entro quella data i rubinetti del metano dovrebbero essere aperti per tutti gli utenti, meteo permettendo. Da oggi saranno effettuati i lavori in corrispondenza della rotatoria di via Ustica, scrive il Primo Cittadino. Nei giorni 25 e 26 febbraio quelli per la riattivazione della rete gas metano nella via Santa Rosa da Lima e successivamente per 24 ore sarà effettuato il collaudo di tenuta della rete. Quindi a partire dal giorno 28 la rete sarà nuovamente in gas e passeranno le squadre dei tecnici per eseguire le operazioni di riapertura dei singoli utenti. 2-3 giorni. Trentino prosegue con un dettagliato cronoprogramma che prevede anche la costruzione di un tratto di condotta lungo la via Sebastiano Catania fino a via Galermo. A Catania il comitato Fossa della Creta ha vinto la sua battaglia. Dopo aver raccolto 500 firme sono stati sospesi i lavori per l'installazione di un'antenna di telefonia a ridosso delle abitazioni in via Vincenzo Zacca. Si è aperta una fase di dialogo tra l'amministrazione comunale e i vertici di Iliad, fanno sapere i promotori dell'iniziativa. Ora si dovrà valutare la disponibilità di siti alternativi. Una breve pausa e poi la storia a lieto fine di una bimba di 20 mesi affetta da una rara malattia che è stata guarita grazie ad un intervento di genetica effettuato a Catania. Una bimba di 20 mesi con una rara malattia destinata a una vita vegetativa è guarita con una terapia genica effettuata per la prima volta al mondo al San Marco di Catania. Adelaide Barbagallo. Non parlava, non poteva muoversi né alimentarsi. Una bimba di 20 mesi affetta da una rara patologia neurometabolica che comporta il rapido e irreversibile deterioramento fino allo stato vegetativo è praticamente guarita grazie a una terapia genica che per la prima volta al mondo è stata effettuata al Policlinico Rodolico di Catania. La bambina sta bene, grazie a Dio, è tornata a casa una settimana dopo l'intervento, ha ripreso una serie di movimenti, ha ripreso a interagire con l'ambiente, a sorridere, ad afferrare gli oggetti. Sono stati infusi dei virus modificati che contengono il gene mancante nei neuroni della bambina per produrre un enzima che è determinante a sua volta per la produzione da parte del cervello di neurotrasmettitori. Un intervento straordinario illustrato alla presenza dell'assessore regionale alla salute. Professionisti che hanno dimostrato che in Sicilia si possono fare le cose. Da un lato dunque le eccellenze, dall'altro le lunghe liste d'attesa che continuano ad esserci nella sanità pubblica. Le liste d'attesa hanno bisogno in questo momento di un atto di coraggio nell'organizzazione che riveda i processi così come sono stati pensati negli ultimi 50 anni, che evidentemente non vanno nella maniera giusta. Tra gli obiettivi dell'assessore la presentazione del bilancio di rientro entro il 31 dicembre del 2026. Carnevale ormai è entrato nel vivo, vediamo quali sono le maschere più gettonate. Desiree Ferlito.
Principesse, pirati, supereroi, personaggi dei cartoni nuovi e ritornati in voga dopo anni. Il periodo più colorato dell'anno è iniziato. Tranne qualche ritardatario, bimbi e adulti hanno già scelto da cosa travestirsi per questo carnevale. Sto acquistando un vestito per mio marito e quindi sono indecisa tra il messicano e ora il romano, diciamo Cesare. C'è solo l'imbarazzo della scelta. I gotici, lui e lei abbinati. Molto anche i supereroi e principesse, questi qua grandi classici sono sempre più richiesti. Oltre ai classici poi c'è chi punta sull'originalità. Stupire, per gli adulti soprattutto, è la parola d'ordine. Adame te, ma perché quest'anno sono impazziti con questo vestiti? Ma tra maschere di tutti i tipi sembra esserci un vincitore assoluto. Dopo aver scalato le classifiche delle serie TV più viste in assoluto su Netflix, scala anche la classifica delle maschere di carnevale più richieste, da adulti ma soprattutto dai bambini. Quest'anno Squid Game è la serie del momento, tutti quanti i bambini, sia grandi. Sono malati per questo vestito. Eh sì, non è esattamente una serie per bambini, ma pare che il vestito da guardia, con tanto di maschera, cerchio, quadrato o triangolo e l'immancabile mitra, insieme alla tuta del giocatore 456, famoso per le sue avventure, o per meglio dire disavventure, sulla popolare serie TV coreana, appassiona tutti. L'importante è non prendersi mai troppo sul serio. Questi qua sono i vari scherzi e il topo parlante che è la novità di quest'anno. Le basti tocca i denti e lui parla. Tocca i denti? Oh! Hai sentito cosa ha detto? Una breve pausa e poi il calcio con il Trapani che ha battuto il Messina ieri per il derby siciliano. Eccoci al calcio, successo del Trapani per 1-0 nel derby del Franco Scoglio contro il Messina, Granata che raggiungono il 7° posto mentre i peloritani rimangono terzultimi. Sergio Colosi. Le attenzioni maggiori erano per Anatriello, il grande ex di giornata, e invece il derby siciliano tra Messina e Trapani è stato risolto sui titoli di coda dall'attaccante Abel Stensrud, norvegese di Oslo, preso dal Top Os, club della Serie B olandese. Torrente, nel finale di una partita bloccata ed equilibrata, ha inserito Daka e Stensrud, che al minuto 42, dopo 2 giri d'orologio dal loro ingresso, diventano i protagonisti inattesi della vittoria Granata. Il primo confeziona l'assist con Averi fuori posizione e il secondo segna dopo un'accesa mischia. Episodio che decide il derby e forse indirizza la stagione delle due squadre. Il Trapani certifica di meritare un posto nei play-off, mentre l'obiettivo dei play-out non sembra facile per il Messina, abbandonato a se stesso dalla proprietà, ma non dai 5.000 tifosi presenti sulle tribune. Primo tempo con poche occasioni, il giallorosso Petrucci salva su tiro di Silvestri, dall'altra parte Garofalo e Luciani provano a sbloccare la gara. Portieri inoperosi, ancora più brutta la ripresa, con gli unici tentativi di Silvestri e Costantino, entrambi imprecisi, prima del gol di Stensrud. Nel recupero il rosso a Krapicas, per gioco scorretto e successive proteste al gol giustamente annullato a Desena. Il Palermo torna a vincere, batte il Cosenza 3-0 e si rilancia in classifica. Il tecnico Dionisi dice bisogna continuare così. Marco Gullà. Un tris che regala serenità e rilancia le ambizioni. Il Palermo torna alla vittoria in trasferta dopo 5 mesi, 3-0 al Cosenza e 3 punti che permettono ai rosanero di rimanere a -2 dalla zona playoff. Dopo un avvio turbolento con il Cosenza vicinissimo al gol in 3 circostanze, il Palermo l'ha sbloccata con Pierozzi. Nella ripresa, su questo tocco di mano di Dorazio, è stato assegnato il rigore che Brunori ha trasformato. A chiudere le marcature, il finlandese Pojampalo. Una vittoria sofferta all'inizio, però insomma queste sono le partite, nel senso siamo una squadra di Serie B che gioca in Serie B, fuori casa non vincevamo da un po', ci serviva vincere una partita fuori casa e ora dobbiamo preparare bene la settimana per la prossima, perché ora è l'unica cosa che conta, non guardarsi indietro mai e pensare alla prossima. Nel pomeriggio positivo di Cosenza il Palermo non ha subito gol, ha creato gioco a centrocampo e ha mostrato i muscoli in avanti, ma adesso la formazione rosanero deve trovare la continuità. È stata una partita che ci dà consapevolezza nei nostri mezzi, era importante vincere e ora serve soltanto continuità. La parola che usiamo più spesso, ma bisogna cercare di
di metterla all'opera. Ecco. Prossimo turno in casa, domenica alle 15 contro il Brescia. Il pari di Altamura scatena la rabbia della dirigenza del Catania contro l'arbitro e riapre una volta di più il problema legato ai troppi infortuni. Marco Carli. Tanta rabbia contro arbitri e assistenti e per una sequenza di infortuni che non si arresta mai. Sono i due fili conduttori del post Altamura-Catania, un pareggio, il secondo consecutivo che non soddisfa. Un rigore negato, quello su stop e l'espulsione inesistente per fallo di reazione del giocatore etneo incidono pesantemente sul risultato finale. L'accusa della dirigenza è chiara e non riguarda solo la partita con i pugliesi. Abbiamo immagini che fanno vedere chiaramente è un rigore nettissimo. È un'espulsione che francamente mi lascia senza parole. Per l'ennesima volta una decisione arbitrale che va contro il nostro club. Questo club investe milioni di euro e noi vogliamo essere tutelati. Poi c'è la gara che racconta di un Catania che in avvio ha poco ritmo e qualità, spesso gioca in orizzontale. L'Altamura ne approfitta e passa in vantaggio con Leonetti su rigore, ingenuità di Celli sul fallo. Poi si accende Jimenez che dà verve e lampi di classe e lui a pareggiare a fine tempo su bel cross di Celli. La ripresa vede un Catania che ci provi in avvio e i rossazzurri rischiano pure sulle incursioni di Palermo. Poi, oltre alla vicenda stoppa, c'è il tema infortuni. Rossazzurri che avevano 6 indisponibili e che hanno perso 3 giocatori prima del match, Inglese, Di Tacchio e Allegretto. Durante la gara si è fermato anche Guglielmotti, il totale degli indisponibili sale a 10, decisamente troppo anche su questo tema. Interviene Grella. Perché non c'è mai un colpevole, c'è sempre una condivisione di responsabilità e chi si deve assumere certe responsabilità in questo momento se li deve assumere per il bene del club. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14, dopo di noi la rassegna stampa, oggi curata da Emanuela Corsi. Grazie per l'ascolto e buona giornata.